L'amministratore unico di Chioggiorto Mercato del Veneto Giuseppe Boscolo Palo lamenta che la richiesta di un incontro urgente al sindaco Armelao presentata lo scorso 19 giugno non ha avuto seguito. Di questa richiesta erano state informate anche le organizzazioni agricole del territorio, confidando in un loro intervento per sensibilizzare il sindaco, afferma Palo. Forse l'intera maggioranza sta sottovalutando i problemi del settore, suppone, e ciò sta portando a contraddire l'intero programma elettorale. Prosegue. L'azione dell'amministrazione non si è svolta cercando di agire sulle problematiche a 360 gradi, afferma, ma si è concentrata sull'eliminazione di Chioggiorto Mercato del Veneto, escludendo i soci Capo e Sico dai prossimi programmi. Palo parla di un silenzio assordante da parte delle organizzazioni agricole, paradossale alla luce delle situazioni che stanno emergendo, e insiste nel chiedere un confronto pubblico anche sulla decisione da parte del sindaco di intraprendere un dialogo esclusivamente con Oppo Veneto, al fine di liquidare Chioggiorto Mercato prima della pubblicazione del bando, non dando così ai due soci di Chioggiorto Mercato l'opportunità di parteciparvi. Palo vorrebbe conoscere l'opinione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole sulle tematiche che ora il mondo agricolo clodiense e non solo si trova ad affrontare, incluso il più eclatante, il caporalato. È certo che sia lo stesso mondo agricolo a voler conoscere la loro opinione. Da Maxi Frutta ha riaperto il reparto frutta e verdura, prodotti freschissimi di stagione, selezionati con cura ogni giorno per portare sulla tua tavola il meglio della natura. Un unico posto e tutto il buono, carni selezionate, salumi e formaggi tipici, frutta e verdura fresca ogni giorno. Vieni a scoprire la nuova area ortofrutta, prodotti gustosi e genuini e a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo al Maxi Frutta, Viale Mediterraneo 693.